Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo 30.000 persone in piazza per lo sciopero generale di CGIL, USB e Cobas a sostegno della Global Flottiglia e per la pace a Gaza. La manifestazione si è conclusa davanti alla sede della regione siciliana. Palestina libera, lo slogan scandito dai manifestanti. Anche a Catania, manifestazione per la Palestina e la pace a Gaza, 9.000 persone in corteo dal porto al Castello Ursino. Un gruppo di manifestanti ha invaso la stazione centrale occupando i binari. A Messina, dimostranti sono entrati nella sede del comune forzando i cancelli per incontrare il sindaco. Nel catanese, cruente rapine in villa, precedute da un rito tribale propiziatorio. Era il senegalese Khalifa a celebrarlo, da qui il nome dell'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di 7 persone. A Favara non si ferma la corsa contro il tempo per ritrovare la donna travolta dal nubifragio del 1° ottobre, recuperati una scarpa e il portafogli della dispersa. Intanto si indaga sulle paratie del canalone. Le grate, malgrado il nubifragio, erano aperte. A Ragusa, in tutte le province, tutta la provincia, gli scontrini diventano un'arma contro la violenza di genere. Dal supermercato ai negozi al bar, i tagliandi riportano il numero nazionale antiviolenza e stalking, 1522. A Catania e Palermo la rassegna musicale Jazz for Peace, con artisti provenienti dalle aree del Medio Oriente, obiettivi di guerra di Israele. Tra loro Ariel Bart, armonicista israeliana che lancia un appello per la pace. Calcio in Serie B, il Palermo è vigilia di campionato. Domani alla Spezia i rosanero puntano a ritrovare la vittoria. Inzaghi cambia ancora formazione. Nodo attacco da risolvere per Mimmo Toscano, in vista del derby di domenica al Massimino contro il Siracusa. Possibile l'impiego di Lunetta come punta centrale. Oggi è la giornata dello sciopero generale indetto da CGIL e sindacati di base per Gaza e la flottiglia fermata da Israele. Cortei in tutte le città, anche in Sicilia molte mobilitazioni. A Palermo il corteo ha attraversato le vie del centro per concludersi a Piazza Indipendenza. E ci colleghiamo in diretta con Palermo, con Marco Gullà. Marco, a te. Eccoci qua, un saluto a tutti, un saluto Michele. Siamo nei pressi di Piazza Indipendenza, siamo dove c'è l'Università di Palermo, dove appunto il corteo sta proseguendo. Alcuni manifestanti stanno ovviamente proseguendo la loro manifestazione per dirigersi verso l'università. Oltre 30.000 persone hanno invaso appunto le strade del capoluogo partendo da Piazza Giulio Cesare per terminare appunto la manifestazione tra Piazza Indipendenza e Viale delle Scienze. Una manifestazione in questo momento fino adesso pacifica, anche se qualche minuto fa si è registrata qualche tensione. Saremo ovviamente un po' più chiari poi nei prossimi servizi e nei prossimi collegamenti. Noi abbiamo riassunto la mattinata della manifestazione appunto a Palermo in questo servizio che restituisco alla linea. Sciopero generale! Circa 30.000 persone a manifestare a Palermo nel giorno dello sciopero generale per la Palestina libera, per Gaza. Lavoratori, studenti, pensionati, sindacati, il capoluogo invaso da bandiere della pace e della Palestina, dalla stazione centrale a Piazza Indipendenza, il percorso del corteo. Il mondo del lavoro non può non essere protagonista di questa battaglia. Di fronte a bambini che muoiono di fame, a cittadini che vengono trucidati, il mondo del lavoro deve rivendicare la pace in Palestina, deve rivendicare un'economia di pace, perché affermando l'economia di pace si tutelano anche i lavoratori e le lavoratrici. Difendiamo la democrazia, difendiamo la pace. In testa al corteo di Palermo c'erano i clown giocolieri travestiti in modo ironico da militari.
ci fermiamo anche gli operai e le operaie metalmeccaniche per chiedere la fine del genocidio, per chiedere che l'Italia interrompa i rapporti commerciali e politici con Israele per sostenere la flottiglia fermata. I bambini come vuoi che si possano difendere, subiscono e basta, quindi dobbiamo cercare la pace, andare incontro alla pace. Momenti di tensione invece ieri sera sempre a Palermo, dove manifestanti pro-Palestina e le forze dell'ordine sono entrati in contatto. Pochi minuti in cui sono stati usati scudi e manganelli. Il momento più alto della tensione si è registrato in via Francesco Crispi, a pochi passi dal porto. Il corteo dei manifestanti ha tentato di forzare il blocco della polizia, ma è stato respinto dagli agenti in tenuta antisommossa. Lasciamo Palermo, anche a Catania, corteo per la Palestina e la pace a Gaza. 9.000 persone hanno manifestato dal porto al Castello Ursino. Un gruppo di 200 manifestanti ha invaso la stazione centrale, occupandone i binari. In diretta dalla stazione di Catania, Eva Spampinato. A te, Eva. Sì, grazie Michele, io mi trovo in questo momento in collegamento da piazza Giovanni XXIII, la stazione di Catania che è stata liberata. I binari sono stati liberati intorno all'1:15, i manifestanti, circa un centinaio che erano là dentro, sono usciti e si sono ricongiunti. Come vedete alle mie spalle a tutto il resto delle persone, sono soprattutto giovani e giovanissimi che li attendevano con fuori. Come vedete il corteo, non si parla più di 200 persone ma almeno di un migliaio, si è ricongiunto, ha bloccato totalmente il traffico già da più di un'ora qui in piazza Giovanni XXIII e adesso sta procedendo facendo il giro della piazza. Dovrebbero ricongiungersi con il resto del gruppo al Castello Ursino, ma qui in questo momento nessuno dà informazioni. Si sa solo che il traffico è stato bloccato sino ad ora e solo ora vediamo gli autobus passare. Davvero un grande blocco all'interno della stazione, sui binari i ragazzi hanno manifestato, alcuni di loro hanno raccontato che ci sono stati degli scontri con la polizia che però non sono stati al momento confermati. E allora vediamo com'è andata la giornata a Catania oggi e poi la linea può tornare allo studio. È iniziato tutto in modo regolare, appuntamento al porto di Catania per proseguire tutti insieme fino al Castello Ursino. Un fiume di studenti, il fronte più numeroso e compatto del corteo catanese pro-Palestina, al fianco degli attivisti della flottiglia, è arrivato in massa, cartelli e megafoni alla mano, al ritmo dei cori che per tutta la mattina hanno accompagnato la manifestazione dello sciopero generale indetto dalla CGIL. È chiaro che noi chiediamo con forza al governo che inizi a parlare di quello che avviene a Gaza. Questa oggi il mondo del lavoro, i sindacati sono l'istituzione invece che sta rispondendo a un senso di umanità molto diffuso in tutto il paese. Ma qual è il messaggio che passate ai vostri studenti? Che intanto bisogna impegnarsi in prima persona, non si può dire di essere per la pace se poi la pace non si insegna e non si pratica. Si parte puntuali dal porto in direzione via Vittorio Emanuele. Gli organizzatori parlano di quasi 9.000 presenze, un percorso stabilito e seguito da vicino dalle forze di polizia, ma arrivati in piazza Duomo succede qualcosa. Mentre da un lato genitori e figli insieme sfilano accomunati da un pensiero e un sentimento comune. È la prima volta che mi trovo insieme ai miei figli che sono qui, uno di 16 anni ed una di 20. All'improvviso arriva un rompete le righe. Un'ala del corteo si è separata da quello centrale, ha appena attraversato Porta Uzeda, mentre la testa del corteo prosegue per via Garibaldi. Da Catania a Messina, 1500 i dimostranti in corteo. Un gruppo è entrato nella sede del comune forzando i cancelli per appendere una bandiera palestinese. Poi i manifestanti, ecco vedete lì le bandiere palestinesi, e quella sul balcone del comune di Messina. Poi i manifestanti hanno anche incontrato il sindaco Badile, successivamente hanno bloccato via Garibaldi, sedendosi, ecco il sindaco, sedendosi sulla careggiata e impedendo l'accesso al comune. Intanto una nuova flottiglia composta da 11 barche è già partita dai porti di Catania e Otranto, diretta anche questa a Gaza.
A bordo un centinaio di persone, tra medici, infermieri, giornalisti, provenienti da 25 paesi. Dobbiamo aprire un corridoio umanitario, ma anche umano, ha detto Riccardo Corradini, che è uno dei chirurghi a bordo appunto di questa nuova flottiglia. Gaza è l'unico posto al mondo, dice, in cui io da medico non posso andare ad affiancare i miei colleghi. Cambiamo argomento: rapine feroci in ville compiute dopo un rito tribale propiziatorio. A Catania i carabinieri hanno sgominato un gruppo violento che sotto le spoglie di finti finanzieri si introduceva in case facoltose e agiva con violenza inaudita. 2 i gravi episodi, 1 tentato, 7 per fortuna gli arresti. Roberta Lunghi. Prima delle cruente rapine nelle ville del Catanese era necessario compiere un rito tribale propiziatorio, senza il quale non si agiva. Era il senegalese Khalifa ad eseguirlo, da qui il nome dell'operazione dei carabinieri, che ha portato all'arresto di 7 persone, e solo con la garanzia del sostegno spirituale partiva una vera e propria architettura di rapine, caratterizzate da gravi minacce e violenze, che arrivavano dopo il raggiro di finti finanzieri che con finti atti di perquisizione per accertamenti si introducevano in casa. Sono stati i carabinieri della compagnia Fontana Rossa a smantellare la banda, 6 le persone in carcere, 1 ai domiciliari, con una figura preminente a capo del sodalizio, quell'Alberto Caruso, discendente della famiglia mafiosa dell'Audani, tutti accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, detenzione di armi. Il quadro emerso dopo ben un anno di indagine dal novembre 2024 lo sintetizza il procuratore Curcio. È un mix, diciamo, di violenza belluina che è emerso, di riti ancestrali, ma anche di grandi capacità organizzative, perché parliamo di soggetti che hanno disponibilità di armi. Basilare la prima denuncia legata alla rapina compiuta a Mister Bianco, vittima un imprenditore quarantenne bloccato nel tragitto verso casa dalla finta pattuglia di finanzieri che lo hanno costretto a raggiungere casa a bordo della loro auto fino ad entrare per un controllo. Da lì un'apoteosi di violenza indimenticabile. Uno è stato preso a calci in faccia, con frattura del naso, un tentativo di troncargli un dito se non avesse parlato. Sottrattigli 60.000 euro, non contenti i rapinatori hanno minacciato la coppia di sottrargli la figlia per venderla all'estero e sono così riusciti ad ottenere altri 100.000 euro. Durante le indagini sono state accertate un'altra rapina compiuta con le stesse modalità e un'altra sventata grazie all'intervento dei carabinieri. A Favara non si ferma la corsa contro il tempo per ritrovare Marianna Bello, la 38enne travolta dal nubifragio del 1° ottobre. Intanto si indaga sul collettore pluviale, le cui grate erano aperte malgrado il nubifragio. La magistratura valuta l'apertura di un'inchiesta. Davide Sardo. Nuova giornata di ricerche a Favara per Marianna Bello, la 38enne travolta da una bomba d'acqua e fango durante il nubifragio dello scorso 1° ottobre. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro senza sosta, anche di notte, nel tentativo di ritrovarla. Le operazioni sono spostate da Piazza della Libertà, detta del Conzo, verso Via Olanda, a valle, dove sono stati trovati una scarpa ed il portafogli della donna, con all'interno la foto di uno dei suoi 3 figli. Un dettaglio che ha profondamente colpito tutti, compreso il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, presente sul posto. Questi verranno poi analizzati da chi di competenza, però può costituire un elemento molto utile sempre ai fini della ricerca, perché i punti dove sono stati individuati fanno un po' così presagire che si deve intervenire in una zona ben specifica e quindi un po' a valle nella parte terminale del canalone. Quindi è proprio questo il luogo dove si concentreranno le ricerche, in modo particolare, come ho detto, da parte dei cani molecolari. Le ricerche continuano con droni, cani molecolari e un robot capace di esplorare canali e condotte fognarie. Sul posto anche tecnici e ingegneri per verificare il collettore pluviale dove, secondo alcune testimonianze, le grate di protezione erano aperte chissà da quanto tempo. Un particolare che potrebbe ora finire al centro di un'inchiesta della magistratura chiamata a chiarire eventuali responsabilità nella tragedia che ha sconvolto la comunità favarese.
A Palermo condannato a 2 anni e 4 mesi un avvocato di Brindisi che aveva introdotto un mini cellulare nel carcere di Pagliarelli, passandolo a un detenuto accusato di fare parte della Sacra Corona. Il giudice ha concesso i disciplinari. Messina, nuovi elementi sulla morte del 73enne trovato impiccato con un tubo da irrigazione a fondo secca. Nell'ordinanza con la quale il GIP ha convalidato l'arresto del catanese Maurizio Gravagna emergono storie di prestiti e difficoltà economiche, ma soprattutto la confessione che lo stesso Gravagna avrebbe fatto parlando con alcuni familiari. Al telefono risulta abbia detto che aveva commesso un omicidio, aggiungendo «era un mio amico». A Ragusa lo scontrino diventa un'arma contro la violenza di genere. Tutti i comuni della provincia, per la prima volta in Sicilia, aderiscono all'iniziativa. Veronica Barbarino. In provincia di Ragusa lo scontrino diventa un'arma contro la violenza di genere. Tutti e 12 i suoi comuni infatti hanno aderito al progetto Zero Molestie, promosso da Sinalp Sicilia con il sostegno della regione e in collaborazione con Confcommercio. Dal supermercato ai negozi al bar, gli scontrini riporteranno in fondo il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. Un gesto a costo zero che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e fare la differenza per molte donne vittime di violenze fisiche, psicologiche o di molestie sul lavoro. Negli ambienti di lavoro oggi si vengono a creare delle situazioni abbastanza delicate, soprattutto per la cattiva comunicazione. Ma non è l'unica iniziativa del sindacato messa in campo a fianco alle donne. Il progetto per il reddito di civiltà, per aiutare queste donne a potersi rimettere in gioco aprendo una nuova attività. Poi abbiamo anche un ulteriore progetto che è quello di inserire le donne che hanno subito violenza nell'elenco delle categorie protette per poter avere un accesso al lavoro in maniera più semplice. Il terzo progetto sul quale stiamo lavorando è quello di far capire a chi poi gestirà i contratti collettivi nazionali di lavoro che dobbiamo togliere il periodo di comporto che permette il licenziamento delle persone che superano i 180 giorni di assenza. Ricordiamo che il numero 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24. A Catania il professor Paolo La Greca, docente universitario di tecnica e pianificazione urbanistica, si è dimesso dall'incarico di vice sindaco e assessore della giunta comunale. In una lettera indirizzata al sindaco trentino, La Greca motiva la scelta con crescenti impegni accademici. Sono certo che continuerà a darci supporto, ha commentato il sindaco, in particolare per portare avanti la progettazione del piano urbanistico generale. Restiamo a Catania per un'esemplare iniziativa di un gruppetto di volontari che, sfidando il tempo incerto e la pioggia che va e viene, ripuliscono un tratto di piazza Santa Maria di Gesù. Tonino De Mana. Hanno sfidato la pioggia perché amano Catania e desiderano quindi vederla più pulita. Onore e merito a questo gruppetto di cittadini che, nonostante il maltempo, si è preso cura degli spazi degradati di piazza Santa Maria di Gesù ed in particolare del cosiddetto promontorio adiacente l'omonima chiesa. Decine i sacchi riempiti con rifiuti di ogni genere, dal vetro alla plastica, dalle cartacee agli sfalci di potatura. Stanchi ma soddisfatti gli organizzatori. Noi cittadini dovremmo fare sicuramente qualcosa di più di queste iniziative, in modo che chi ci guarda, prima di disperdere qualcosa, qualche rifiuto in mezzo al verde, in mezzo alla città, possa riflettere su questa cosa. Poi l'appello. L'amministrazione si deve impegnare di più per ripulire più spesso con una giusta organizzazione. All'amministrazione comunale sono stati chiesti più controlli, una maggiore attenzione al verde e l'installazione di cestini getta rifiuti assenti in quel tratto ed appena ripulito, dopo anni d'abbandono. Bravissimi davvero questi volontari. Musica adesso a Catania e Palermo, la rassegna Jazz for Peace con artisti provenienti dalle aree del Medio Oriente sotto attacco di Israele. E tra loro c'è anche Ariel Bart, un'armonicista israeliana che lancia il suo appello per la pace. Emanuela Corsi.
Lei è Ariel Bart, musicista israeliana che fa la spola tra Tel Aviv e Berlino, dove vive. La 27enne armonicista è la fondatrice dell'Ariel Bart Trio, una delle realtà musicali più interessanti emerse negli ultimi tempi, che mescola armonica, violoncello e pianoforte. 2 dischi alle spalle e numerose esperienze in giro per il mondo. Il trio è tra gli ospiti della rassegna Just for Peace, realizzata tra Catania e Palermo con la partecipazione di musicisti provenienti dai paesi bombardati dal governo Netanyahu: Siria, Libano, Iran e Palestina. Non posso e non voglio cambiare la mia identità. Il fatto che la gente mi veda in maniera sbagliata non mi fa piacere, ma lo posso capire. Noi stiamo lottando e protestando per cercare di cambiare questa situazione, per Gaza e per Israele. Anche il mondo della musica, da sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti e l'uguaglianza, si mobilita per promuovere la pace contro le guerre e le violenze. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio in Serie B il Palermo di nuovo in campo e nel Catania Lunetta che sarà fra i protagonisti del derby. State con noi, vi aspetto. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani farà visita allo Spezia. Inzaghi cambierà ancora formazione. Marco Gulà. Testa, cuore e muscoli. Il Palermo domani al picco contro lo Spezia vuole tornare a fare punti pesanti dopo 2 pareggi che hanno rallentato la corsa. Contro il Venezia i rosanero hanno giocato la peggiore partita della stagione. Il secondo tempo ha esaltato i lagunari e messo in luce alcuni difetti della formazione di Inzaghi, soprattutto nell'impostazione della manovra. Inzaghi valuta delle novità per la gara contro lo Spezia a partire dal sistema di gioco. Dopo aver giocato col 3-5-2 a specchio con i lagunari, probabile ritorno al 3-4-2-1. L'allenatore continuerà con le rotazioni più o meno obbligate, considerata l'assenza anche forzata di Ceccaroni, che salterà la partita per squalifica. Al suo posto potrebbe giocare Veroli o in alternativa Peda. Sulla tre quarti invece potrebbe toccare a Palumbo. È probabile anche l'impiego di Gyasi, mentre Brunoni dovrebbe partire dalla panchina come accaduto in altre trasferte. In avanti poi Giampalo è confermato titolare. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Nodo attaccante da risolvere per Mimmo Toscano in vista del derby di domenica al Massimino contro il Siracusa. Difficile possa recuperare Forte, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato. Possibile l'impiego dal primo minuto di Lunetta come punta centrale. Francesco Triolo. Il derby si avvicina. Domenica al Massimino il Catania affronterà il Siracusa e Mimmo Toscano ancora oggi non sa quali saranno le frecce d'attacco disponibili al proprio arco. L'allenatore rosso-azzurro per il match contro gli Aretusei deve fare i conti con un problema serio nel reparto offensivo della squadra. Forte, infatti, anche oggi ha svolto lavoro differenziato ed è indubbio per la partita. Sarà domani il giorno della decisione in un senso o in un altro sull'eventualità di avere a disposizione solo Toscano, che parlerà proprio dopo la rifinitura, potrà sciogliere i dubbi. Caturaro c'è, anzi ci sarà almeno nella lista dei convocati. Si dovrà capire quanti minuti ha nelle gambe l'ex Potenza e se l'allenatore preferirà mandarlo in campo dall'inizio o a partire in corso. L'ipotesi più probabile in questo momento è quella di vedere Lunetta dall'inizio come prima punta. Loro giocano bene, hanno personalità, è una squadra che non ha raccolto secondo me quanto meritava in queste partite, è una squadra che comunque ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi è un gruppo solido. Io conosco anche qualche ragazzo lì che è arrivato quest'anno che ha qualità, quindi è una partita sicuramente tosta. Loro sicuramente verranno qua per portare a casa un buon risultato, ma noi siamo il Catania, quindi dobbiamo assolutamente fare la partita che dobbiamo fare. Catania-Siracusa sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Telecolor, 4 ore di trasmissione a partire dalle 13:30 con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti. Poco prima del calcio d'inizio il racconto live dei 90 minuti corredato dall'analisi dei casi arbitrali e dalle interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio, e infine un ricco post gara con risultati, classifiche e interviste in anteprima da allenatori e giocatori. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.